Live Social. Bentornati amici di Live Social, qui Virginia per Radio News 24. Anche oggi nuove interviste, nuove storie, ma ai microfoni del Live Social non ci facciamo mai mancare i professionisti del settore. E qui con me Daniela Bredice, dottoressa Daniela Bredice, psicologa, psicoterapeuta, con la quale affronteremo un argomento molto particolare che è la resilienza durante l'emergenza da coronavirus. Allora lascio a lei la parola, intanto le chiedo anche qual è un po' il significato di resilienza in questo caso. Resilienza è un termine molto caro alla psicologia, ma mutuato dalla fisica, quindi è la capacità di assorbire gli urti in maniera flessibile da parte di materiali in fisica, ma in psicologia diventa una capacità adattiva, no? Una capacità di flessibilità, un'abilità a fronteggiare gli eventi stressogeni, e niente più della resilienza è richiesto in questo momento, quindi la capacità di rimanere fermi all'interno dell'occhio del ciclone, perché in questo momento tutto è precario, sembra di perdere punti fermi ed equilibri, no? Certo. Perdiamo le nostre consuetudini, le nostre abitudini, e quindi è fondamentale mantenere la costanza e la continuità dell'io in un momento di trauma collettivo, diciamo. E quindi questo momento di isolamento ci può per certi versi essere utile come grande ritiro di riflessione, di meditazione, di elaborazione. Possiamo metabolizzare anche eventi di questa portata, quindi rimanere adattivi. Certo, ecco, come adattarci facilmente, perché poi a volte forse un po' si esagera proprio su quello che è la quantità di tempo, no, che ormai abbiamo a disposizione, però perché non vedere l'altro lato della medaglia, no? Quello un pochino più positivo. Sì, noi possiamo trasformare qualsiasi esperienza, e questo è il lavoro della psicologia. Quindi in che modo attivare queste doti di resilienza? Innanzitutto premettiamo che avere paura, per quanto sia fisiologico in questa fase, comunque non ci serve, perché attiva il sistema neurovegetativo, innesca una serie di reazioni a catena che ci fanno produrre ormoni dello stress, adrenalina, noradrenalina, cortisolo, eccetera, che comunque indeboliscono il nostro sistema immunitario. Certo. Noi comunque abbiamo la possibilità di scegliere il benessere, anche perché il nostro sistema psicobiologico funziona secondo il principio del benessere, e quindi questo momento può essere utile proprio per ripristinare, per ribilanciarci, centrarci, riacquisire serenità, innanzitutto partendo dalle abitudini note, no? Dalle abitudini, quelle classiche, quelle solite che in teoria abbiamo, dovremmo avere sempre. Allora, ho perso un attimo la brutolata. Quindi dalle semplici attività in casa, dall'ascolto della musica, dalla condivisione con i nostri cari, dalle attività manipolatorie e creative, gente? Sì, prego. Esatto. Quindi attività di vario tipo, creative, ascolto della musica è assolutamente utilissimo a veramente rafforzare il nostro sistema immunitario, perché innestiamo invece poi tutta quella serie di sostanze buone che ci permettono di recuperare quel principio di piacere, quindi di benessere. Certo. Possiamo, dai bambini, certo, sono creativi. Esatto, assecondiamo anche la loro creatività, anzi riassorbiamola da loro, magari approfittiamo di tutti questi momenti. Allora dottoressa, ahimè devo concludere, devo salutarla, ma prima voglio dare ai radioascoltatori, magari se hanno bisogno di qualche approfondimento, il suo sito web www.danielabredice.it, magari attraverso il quale possiamo anche trovare approfondimenti e suggerimenti. Io la ringrazio di essere stata qui con noi a Live Social, grazie davvero per il suo intervento. Grazie a voi. A presto. Buona giornata. Live Social.